E ora poniamo sotto la lente di ingrandimento i colli del Veneto, un patrimonio da valorizzare, e ci sarà la prima giornata regionale appunto dei Colli Veneti il 27 marzo prossimo, come ci racconta il servizio. Nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione del territorio locale. È la giornata regionale per i Colli Veneti, istituita con legge regionale del 3 agosto 2021 ed attuata dalla Giunta regionale con l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari in collaborazione con Umpli Veneto. L'iniziativa è stata presentata al Castello di Marostica con un gemellaggio virtuale tra le 12 aree collinari coinvolte, alla presenza di Marco Zecchinato, primo firmatario della legge regionale. La giornata sui Colli Veneti è nata proprio per accendere un faro su queste colline, su un patrimonio di biodiversità, un patrimonio di prodotti. Pensate che a ogni area collinare corrisponde una DOC, una DOCG o comunque un prodotto tipico. Quindi da un punto di vista del valore aggiunto, diciamo, le aree collinari sono veramente preziosissime. Aggiungiamo i valori architettonici e del paesaggio e delle produzioni tradizionali di questi luoghi. Con questa legge io sono, credo, fiero, insomma, delle attività che si stanno già portando avanti, perché si dimostra anche tutta l'operatività veneta. Da agosto, da quando è stata approvata la legge, sono passati pochi mesi, è già attuata, si sta già attuando in preparazione del 27 marzo 2022, quando ci sarà la prima giornata regionale per i Colli Veneti. La Regione ha chiesto a noi come Proloco di essere il partner operativo di questo progetto. Parliamo di colline, io penso che siano proprio il core business delle Proloco. Sono le Proloco che animano questi territori, che valorizzano i prodotti, che valorizzano i luoghi. Quindi noi, grazie alla Regione Veneto per la fiducia che ci ha dato, e noi siamo sempre e continuiamo ad essere a disposizione del nostro territorio per valorizzarlo e per portarlo avanti di fronte al mondo intero. Molte le iniziative collegate al progetto. Una community Facebook, un contest fotografico e un bando di concorso per l'ideazione del logo ufficiale dell'iniziativa. Ma per conoscere tutti i vincitori si dovrà attendere domenica 27 marzo 2022, prima giornata regionale dei Colli Veneti.